Ben ritrovati cari amici. Parleremo, dell'arrivo di Napoleone a Vicenza, alcune curiosità. Intanto arrivò il 26 aprile del 1796. Ma, come ben sapete, la città di Vicenza già da 1000 anni era sotto il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia. E allora voi direte: "Ma come mai Napoleone è arrivato, che c'era quella potenza che era rappresentata dalla Serenissima Repubblica di Venezia?" Ma dobbiamo fare un passo indietro. Nel 1718, la Repubblica Serenissima ebbe un durissimo colpo, quando dovette cedere le isole greche ai turchi e da lì iniziò la sua decadenza. Ma come reagirono i veneziani? Anziché abbattersi, iniziarono a fare feste, cene, canti, addirittura il carnevale durava di più e anche le monache potevano uscire dai conventi mascherate e godere i piaceri della vita. E questo è paragonabile all'inabissarsi del Titanic con l'orchestra che suonava. Ma torniamo a Napoleone. Cosa fece il nostro Napoleone? Quando arrivò a Vicenza, intanto tolse di mezzo la colonna col leone che rappresentava la Serenissima Repubblica. Lo fece proprio abbattere e tentò anche di togliere di mezzo quel piccolo leone che si trova nella torre Bissara, senza però riuscirvi. Cosa poi combinò? Al posto della colonna con il leone, fece mettere un palo con i colori della rivoluzione e con la scritta: libertà, fratellanza e uguaglianza. E cosa fece ancora? Fece preparare un banchetto con dei cibi prelibati, delle sedie di lusso e chi vi fece sedere? I poveri mendicanti, mentre i nobili li fece sedere sempre in piazza dei signori su sedie sgangherate a mangiare gli avanzi. Non contento, fece anche vestire di bianco dei poveri abati, li fece salire su un cocchio trainato da cavalli bianchi e questi furono pure costretti a cantare. Quindi fu una umiliazione terribile per i nobili e per gli abati di Vicenza. E come ben sappiamo, Napoleone fece anche chiudere molte chiese perché secondo lui ce n'erano troppe, con grande disperazione dei vicentini stessi. Qualcosa di buono però lo fece anche lui. Infatti una cosa buona che fece Napoleone fu quella di, ehm, ammaliare un certo Ottavio Trento con i suoi discorsi, l'aveva conosciuto al Teatro Olimpico, cercò di convincerlo a lasciare i suoi beni ai poveri per aprire un ospizio che è appunto l'Istituto Trento, che ancora esiste e che è stato dedicato al suo benefattore. Oltre a questo, istituì il catasto, fece mettere i numeri civici e inventò il metro, oltre a tutte le sue qualità come militare. Quindi questa è un po' una curiosità che non tutti sappiamo e che è giusto sapere. Quindi, cari amici, io ho finito il video e ci rivedremo la prossima domenica con qualche altra curiosità. Grazie.